Bentornati a un nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo. La formazione di primi cumuli e rovesci stile primaverili hanno coinvolto le prealpi e l'Appennino tosco-emiliano, mentre in questi giorni si avvicineranno le correnti umide instabili a favore di una perturbazione tra giovedì sera e venerdì che porterà forti rovesci diffusi su gran parte delle regioni centro-settentrionali, Toscana e versante tirrenico e la Sardegna. Poi successivamente, come vedete dalla grafica, tra lunedì e domenica una profonda saccatura in discesa sul Mediterraneo occidentale con nuova fase di maltempo, temperature che da sopra media torneranno in media col periodo. Notiamo invece come sarà sotto media solo il comparto occidentale europeo. Se infatti andiamo ad analizzare dalla grafica, notiamo appunto l'arrivo di questo impulso instabile. Venerdì la giornata sarà molto perturbata a causa di questa saccatura che si formerà sul Mar Ligure dalla mattinata di venerdì, maltempo intenso soprattutto sulle Alpi, sul versante tirrenico, sulla Sardegna avremo delle precipitazioni anche intense. Come notiamo, questa è la serata di giovedì, quando le precipitazioni saranno piuttosto diffuse sul nord, soprattutto sulle alte pianure, le prealpi, il nord-ovest, poi si estenderanno dalla nottata da ovest verso est, portando maltempo sulla Liguria, sulla Toscana e sulle Alpi, sulle Dolomiti. Avremo forti nevicate abbondanti tra i 1200 e 1500 metri. Poi vedete come le piogge si estenderanno verso le regioni centrali fin sull'Appennino, dove qui la neve sarà solo sopra i 1700 metri, e poi i fenomeni andranno esaurendosi verso il comparto ionico, mentre come vedete sabato sarà una giornata ancora nettamente variabile, si formeranno dei rovesci, sarà la classica variabilità stile autunnale che porterà dei forti rovesci temporali sparsi, come vedete, tra le due isole maggiori, e anche dei fenomeni nevosi attorno ai 1100 metri sulle prealpi, sulle Alpi e fin sulle alte pianure, specie del comparto centro-orientale. Poi la giornata di domenica, come vedete, andrà a formarsi un nuovo vortice carico di maltempo sulla Sicilia, poi su tutto quanto il sud, sul comparto ionico e sull'Appennino meridionale, forti rovesci temporali anche localmente grandinigeni che potranno assumere forte intensità e potranno durare fino alla serata. Questo minimo sarà molto intenso e continuerà ad esercitare una grande potenza fino poi a coinvolgere anche la Grecia, poi viaggiare verso est. Nel mentre però scenderà una nuova saccatura sul comparto centro-occidentale europeo. Questa saccatura scenderà proprio tra la serata di domenica e lunedì. Questa saccatura andrà dirigendosi verso la Spagna, portando i primi fenomeni sul nord-ovest del nord Italia, e questo favorirà delle precipitazioni piuttosto intense. Non potranno verificarsi comunque dei fenomeni al nord-est, sulla fascia adriatica e su gran parte comunque della penisola. Infatti questo vortice al momento ha una traiettoria da definire, da ufficializzare, essendovi ancora delle incertezze. Questa saccatura potrà esercitare maggiore intensità solamente, come vedete, sul comparto occidentale del Mediterraneo, e di conseguenza porterà a una fase di maltempo più probabile sulla Sardegna e poi successivamente sul Nord Africa. Terminiamo l'appuntamento meteo con quest'ultima grafica che mostra come l'ultima parte del mese di febbraio sarà caratterizzata da un trend più piovoso, e quindi avremo maggiori chance di piogge e un clima nettamente più fresco su tutto il Mediterraneo, compreso anche il sud, e poi successivamente, come notiamo, ad inizio marzo potrebbero concretizzarsi perturbazioni sempre più frequenti al nord, specie nord-ovest, con l'arrivo di correnti miti e clima più secco invece al centro-sud. Ma per maggiori dettagli consultate i prossimi aggiornamenti meteo.